originale, a essere stata accettata dai napoletani originali, è stato preso a cuore da Mario Meo, una buonanima, è stato preso a cuore da Nino D'Angelo, continuamente entrava sul suo yacht, è stato preso, è solo quello, da Gigi D'Alessi. Facciamo un grande applauso, signore e signori, Giro e Spazio di Buonasera Filippo, ci può essere un piacere essere venuti dalla terra che sono è una serata molto bella, è una serata molto asciutta, ora cercheremo di prenderla bagnata. La canzone che voi vado a cantare è una canzone che ho scritto insieme al maestro Cazzo Alcalà. Ne approfitto per voglio ringraziare, grazie al cazzo. È una canzone bellissima, una canzone che parla di amore e furto. Furto naturalmente, poi c'è il verbo, furto, io rubare, furto, poi c'è il verbo rubare. Qualcuno ha pensato male. Una canzone piena di sentimento, piena di passione, una canzone che io ho scritto per una bella donna, ce l'ho dedicata la prima volta e lei mi ha detto no, ce l'ho dedicata la seconda volta e lei mi ha detto no, ce l'ho dedicata la terza volta e mi ha detto no, poi casualmente è morta, casualmente, però la canzone è rimasto un grande successo, perché io quando scrivo una canzone scrivo successo. E quindi questa canzone è un successo che io vi voglio presentare in ante dopo, perché in ante prima già l'ho fatta l'altra sera. Aspetta che ora mi devo ispirare, ispirare, poi c'è dopo c'è ispirare, scusa tu con i capelli gialli. Tengo bisogno di un pezzo di carne per ispirarmi, no? Ma ci regalate lo stesso parrucchiere? No, perché ci mangiate verdura e io lo devo accompagnare con qualcosa. Ecco, poi che ci sta la luce, facciamo un applauso a quel pezzo di carne. Come ti chiami quel pezzo di carne? Rosanna, tutta panna. No, io ti devo dedicare una canzone, tu hai un compito importante, che sei dentro la canzone napoletana, tu hai un compito fondamentale. Non devi fare un cazzo e niente, devi rimanere qua e mi guardi con aria rapita. Buonasera. Ciao. Tu portarti in dolietto con me, ti avrei dato mentre eri distratta anche un colpo di fulmine. Sì. Un colpo di fulmine in queste giornate di agosto mi sembra impossibile. Tu, che una notte guardando i miei occhi ti sei accorta solo che sono un po' strabico e non ti importa niente. Tu mi hai rubato, tu mi hai rubato il cuore, non ti importa me. E allora poi ti rispetto di ruberò la macchina, tu mi hai rubato il cuore, non ti importa me, e non mentre ci sto, ti rubarmi in mano, e poi solo mi chiamerò, e felice mi risponderò, con il tuo telefonino mi scriverò messaggi di tu mi hai rubato, tu mi hai rubato il cuore, non ti importa me, e hai combinato un danno interno nel mio fisico, divengo due polmoni, un intestino grasso, un fegato, una mizza, un buco nello stomaco, ma ancora adesso non lo tengo più, perché una notte mi hai preso tu, ed io che non avevo mai firmato per donare gli organi.
Quanto il cantante napoletano fa tutto il pubblico, compresa soprattutto la persona della dedica della canzone, deve fare è facoltativo, ma l'altra sera Giuseppe F. Puntato non l'ha fatto, il giorno dopo ci hanno venuto le emorroidi, quindi consiglio sempre fare, chi si è guardato si è salvato. Ti guardavo e credevo che tu mi guardavi e ridevi perché ti sembravo simpatico. Mi guardavi e ridevi e ridevi e ridevi e ridevi e ridevi e ridevi. Noi non ci siamo mai presi per mano, però per il culo mi prendi da un seno e non mi importa niente. Tu mi hai rubato, tu mi hai rubato, tu mi hai rubato il cuore, non ti importa me. E allora poi ti spiego, ti ruberò la macchina. Tu mi hai rubato il cuore, non ti importa me. E ma mentre ci sto, ti rubo anche il telefono. E da solo poi mi chiamerò, felice mi risponderò. Con il tuo telefonino mi scriverò messaggi tipo tu mi hai rubato, tu mi hai rubato, tu mi hai rubato il cuore, non ti importa me, e hai combinato un danno interno nel mio fisico. Gli tengo due polmoni, un intestino grasso, un fegato, una vizia, un cuore, uno stomaco, ma un cuore